La sesta corsa, il Memorial Alessandro Bondi, un confronto per buoni cavalli di 4 anni che non hanno vinto 30.000 euro in carriera. All'1 Glad Black, 2 Ginestra Fast, 3 Gianna dei Veltri, 4 Gwendalina Trio, 5 Gilly Griff, 6 Gogollona, in seconda fila 7 Guaranà, 8 Giulia Robin, 9 Gornia Daghi, 10 Catcher in the Rye. Macchina che prende velocità, si ritrae dal 6 Gogollona e la macchina stacca. Velocissime Gianna dei Veltri e Gwendalina Trio, subito al comando Gwendalina che alla fine scavalca Gianna, poi Gilly Griff, in quarta posizione c'è Glad Black con al suo esterno Ginestra Fass, quindi ancora in pariglia Giulia Robin che precede Catcher in the Rye, completamento dei primi 200 metri addirittura in 15,6, hanno strappato 50 metri non di più e poi si sono sistemati lì. Di fuori c'è Ginestra Fass, mentre Glad Black è chiuso alla corda. Quarto in corda, ma senza la destra libera, e così la leader fa 32,2 per i primi 400 metri di corsa di niente. Gwendalina Trio in vantaggio su Gianna dei Veltri, Gilly Griff, poi Ginestra Fass. Muove le acque Catcher in the Rye, che dalla terza pariglia punta in avanti. 600 metri addirittura in 49,4, Gwendalina Trio in vantaggio nei confronti di Gianna dei Veltri, Catcher in the Rye che punta in mezzo alla pista, aggira Ginestra Fass, si porta allo scoperto. Completamento del primo giro che Gwendalina Trio passa in 1,3,7, Gwendalina sempre in vantaggio, Catcher in the Rye al suo esterno, poi alla corda Gianna dei Veltri che precede Gilly Griff, di fuori Catcher in the Rye con in scia sempre Ginestra Fass. Poi ancora Giulia Robin, Gogollona. Chilometro in 1,18,8. Si accelera Gwendalina Trio in progressione, cerca di mettere in difficoltà Catcher in the Rye che è sempre di fuori. Retta opposta alle tribune, passata in 14,3. La mossa in mezzo alla pista da parte di Gornia Daghi che si scopre in terza corsia. Quando siamo a metà dell'ultima curva, Gwendalina Trio cerca di fuggire, sposta la sua schiena Gianna dei Veltri, Gwendalina in vantaggio, Gianna all'esterno, in mezzo alla pista c'è Gornia Daghi, Gwendalina Trio che nel finale si allunga per vincere nettamente, Gwendalina Trio facile alla meta, al secondo finisce Gianna dei Veltri, al terzo Gornia Daghi. Corsa ipertattica che vince Gwendalina Trio andando al comando. Giuseppe De Filippis guida Elena per i colori della scuderia Trio, la figlia di Nadal Sheba, sotto l'occhio vigile di Paolo Leoni, vince nettamente al secondo posto. L'appostata Gianna dei Veltri fa un bel arrivo e chiude al terzo posto Gornia Daghi.